è un giornalista di provincia, di un giornale piccolo, di Reggio Emilia, un giornalista che fa le sue battaglie, che informa, che riesce a mettere in contatto persone una con l'altra, che riesce a fare nella sua realtà, nella sua città cose straordinarie. Guardiamo i costi. Bruciare un incentivo allo spreco di denaro pubblico. Ricordiamoci che inceneritori e discariche provano danni economici, sia per i costi sociali, di gestione, ambientali, sanitari, li vedete lì, da 4 a 21 euro a tonnellata smaltita per gli inceneritori, da 10 a 13 per le discariche. Sono una rovina per il pianeta e per le nostre tasche, per l'economia. Il vero risparmio energetico, il vero recupero energetico è la raccolta differenziata porta a porta, quella riduzione dei rifiuti. Esiste un programma europeo che si chiama meno 100 kg a testa di rifiuti, fattibile in 1 o 2 anni con campagne spinte. Vedete qua nei vari modi: compostaggio domestico, azioni contro lo spreco di cibo. Vedete quanto si può risparmiare: pannolini lavabili promossi da VEC, scoraggiare l'invio di volantini, la dematerializzazione dei beni, prodotti di vuota rendere, promozione della... ridurre gli imballaggi inutili con una serie di accordi con le imprese, facendo pressione da livello locale, il vuoto a rendere, i prodotti alla spina, latte, i cereali. Lo vediamo cosa succede, questi prodotti costano anche meno e si riducono i rifiuti. Terzo punto: vendita di materiali post consumo. I negozi del riciclo, questa esperienza iniziata in Piemonte, ha un valore educativo enorme, dando dentro questi negozi vetro, lattine, plastica. Capiamo, e ricevendo un bonus, noi capiamo a livello educativo il valore che c'è dietro queste cose, che non vanno né bruciate e né sotterrate, ma vanno riutilizzate e riciclate per creare una vera economia a ciclo continuo. Arriviamo poi al quarto punto fondamentale, la vera raccolta differenziata. La raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale. Quasi 1000 comuni su 8000 in Italia la fanno. In pochi mesi si arriva al 65-85% di raccolta differenziata. Nel Trevigiano, con un micro C, iniziano a fare la raccolta differenziata porta a porta con la tariffa puntuale per imprese e famiglie. Paghi solo ciò che non ricicli. Si arriva a queste cifre. Mi spiegano perché non si fa una bella legge nazionale per mettere il porta a porta obbligatorio in tutti i comuni? Avevano queste percentuali. Forse perché ci sono degli interessi dietro. Perché l'inceneritore costa 200 milioni di euro, una tangente sull'inceneritore probabilmente rende di più di altri sistemi che costano infinitivamente meno. Bisogna fare la raccolta differenziata, scuole, teatri, in ogni posto, ospedali, in modo che a livello educativo questo venga ben impresso nella gente. Ecologiche, uno in ogni quartiere, uno in ogni comune, nei piccoli comuni, perché queste isole spesso non sono integrate con quello che abbiamo visto prima. Anche qui si possono recuperare moltissimo materiale ingombrante, per le imprese è fondamentale. Queste politiche sono oro per le nostre imprese, per le imposte piccole e medie imprese. Poi arriviamo all'impiantistica che non prevede inceneritori. Per fare energia servono impianti di compostaggio e di gestione anaerobica. Con gli scarti dell'agricoltura o i nostri scarti organici possiamo fare materiali biogas e metano, con i quali, come insegnano esperienze in Svezia, in Schöpping, possiamo far andare i nostri mezzi pubblici o i mezzi, ad esempio, per la raccolta dei rifiuti. Perché non si fa? Qual è il problema? Abbiamo poi centri di riciclo privati, modello totale, riciclo totale come quelli di Vedelago e la slide successiva, attraverso i quali si può recuperare sia il materiale riciclabile che si inizia a recuperare il materiale non riciclabile, in primis gli scarti plastici e quelli cartacei, che essendo ad alto potere calorifico, che spesso sono scarti anche a differenziata, sono manna per gli inceneritori, ma questa imprenditrice Carla Poli ha ideato un sistema per trasformarli in sabbie sintetiche per l'edilizia o per altri stampi plastici. Perché in ogni provincia o in bacini non si mettono in piedi questi centri di riciclo che creano più posti di lavoro in un momento di crisi? Altro inceneritore. Per la parte residua, il trattamento meccanico-biologico a freddo e bioessiche rifiuti costano il 75% in meno degli inceneritori. Si sprecano soldi pubblici con gli inceneritori. Allora bisogna creare in ogni provincia dei centri studio sul materiale ancora non riciclabile, in collaborazione sempre con le imprese e con le università, per creare l'eco-design. Guardate il concetto intelligente anche di lavoro che c'è dietro.
per arrivare in 10-15 anni a sostituire nei cicli produttivi questi materiali. In questo modo noi riusciremo a, e poi mi sono scordato, avete ragione, landfill mining, cosa succede? L'hanno iniziato a fare in Germania e anche in Veneto. Le vecchie discariche, esaurito il loro potere derivato dai rifiuti organici che creano biogas, le vecchie discariche vengono riaperte e recuperata la plastica, il vetro, le lattine che sono lì, perché sono giacimenti metropolitani di materiali che possono essere riciclati. Rifiuti zero è un esempio, lo vediamo nelle migliori città degli Stati Uniti, la California, San Diego, San Francisco, Seattle, Toronto in Canada. L'obiettivo di Stato della Nuova Zelanda è rifiuti zero, il 60% dei comuni della Nuova Zelanda ha adottato politiche rifiuti zero, Canberra in Australia, Buenos Aires in Argentina. Dopo la crisi economica hanno pensato a rifiuti zero. Ecco, forse anche in Italia dovremmo cominciarci a pensare. Vediamo che si scombattono delle sfide a rifiuti zero in California. Questo che vedete in alto è il logo del sito Zero Waste del governo della California, governato da Arnold Schwarzenegger repubblicano, che contro alle prossime elezioni del prossimo anno dovrebbe avere come candidato governatore democratico, anche lui che fa campagna, anzi capostipite di rifiuti zero, che è Gary Newsom, il sindaco di San Francisco. 35 milioni di abitanti, la California a novembre riciclava il 58% dei propri rifiuti, nell'arco di 15-20 anni punta a chiudere tutti gli inceneritori di scarica. La Silicon Valley, San José, capitale della Silicon Valley, distretto tecnologico più avanzato degli Stati Uniti, ha obiettivo rifiuti zero e creare 25.000 posti di lavoro solo a San José con questo sistema. Allora, ci sono tutti iscritti a Greenpeace o hanno capito che il futuro è questo? Io penso che abbiano capito che il futuro è questo. Con il blog di Barack Obama, dove c'è una specifica campagna, riduci, riusa, ricicla, guardate le ultime righe, dobbiamo andare verso rifiuti zero, questo è Barack Obama.